Il cammino celeste inizia da Aquileia, attraversa la pianura del Friuli orientale e percorre le dolci colline del Collio, per proseguire nelle boscose ed aspre valli delle Alpi Giulie e giungere poi fino al santuario mariano di Montelussari. Il cammino celeste percorre soprattutto strade sterrate, viottoli di campagna e sentieri di montagna. I suoi 205 km sono mediamente percorsi in 10 giorni, con tappe di alloggio ad Aiello, Cormons, Castelmonte, Masarolis, Montemaggiore, Rifugio Ana, Prato di Resia, Dogna, Rifugio Montasio e Montelussari. Il cammino attraversa tra paesi e borghi ben 58 località della regione, dove si possono ammirare molte bellezze architettoniche. Case, palazzi, castelli, chiese e borghi storici immersi in una natura incontaminata e a volte selvaggia. Buon cammino!